Sesta corsa dedicato ad Arrigo Martino, ricordiamo, cronista per tanti anni qua all'Arcoveggio. È un invito per buone femmine di 4 anni, sono in 8 al via dopo il ritiro del numero 8, 1 Zeudimask Leonardo Guidi, 2 Zamora Font Gennaro Mitrano, 3 Zeniati a Lux Antonio Di Nardo, 4 Zia Paola Jet Giuseppe Prestipino, 5 Zara Caf Andrea Guzzinati, 6 Zona Da Roberto Andreghetti, in seconda fila 7 Sudafrica JB Edoardo Baldi, 9 Zaragoza Federico Esposito. Stacco della macchina, veloce, è Zeniati a Lux al pari di Zia Paola Jet che attacca in maniera violenta. Poi vediamo anche Zarakaf e Zona Da, alla fine passa la figlia di Marajah e prende il comando davanti a Zeniati a Lux, poi l'uno di Zeo di Mask, 200 molto ardenti in 14 secco. Vediamo all'esterno il numero 5 di Zara Kaf, ma trova l'anticipo di Zeniate Lux che va a chiedere strada, ma rimane davanti Zia Paola Jet. Alla fine Zeniate Lux forse non riesce a ritornare sotto perché si inserisce Zeudi Mask. Avanza quindi Roberto Andreghetti con Zona Da, corsa movimentata, e arriva ai fianchi della compagna di allenamento che gli lascia il via libera, e quindi in vantaggio le due cavalle di Eric Bondo, Zona Da e Zia Paola Jet, Zeudi Maschi in terza posizione. Arriviamo al giro in 59-1, avanza al largo Zara Kaf che alla fine è rimasta scoperta di fuori, intanto sta retrocedendo Zeniatia Lux. Zona Da che allarga leggermente sul finire della penultima curva, Mari. Tranquilla battistrada, avanza però Zara Kaf molto decisa. Roberto Andreghetti sembra che abbia poco in mano, cerca di caricare la sua cavalla, ma alla fine passa Zara Kaf ed è battistrada a 400 metri dalla conclusione, quindi in vantaggio Andrea Guzzinati con l'Orlando Vici di Mauro Baroncini, che è in vantaggio. Si muove anche Zaragoza al largo mentre torna ancora Zeniata Lux. Zaragoza arriva a grandi folate, ma in vantaggio è Zara Kaf che è ancora tonica. Ultima curva passata in 15 secco, retta d'arrivo con Zara Kaf in vantaggio, attaccata da Zaragoza. Ultimi 100 metri, ancora in vantaggio Zara Kaf, ci prova Zaragoza ma si difende. Zara Kaf viene a vincere su Zaragoza al terzo, Zeniate Lux su Zia Paola Jet. Bella vittoria per Andrea Guzzinati, il training di Mauro Baroncini, la scuderia super fantastica. La figlia di Orlando Vici è passata in vantaggio a mezzo giro dalla fine e ha vinto meritatamente. Alla fine era anche la favorita, ha chiuso la quota di 2,28. Zara Kaf alla sesta di Bologna.